la Madonna d'August è anche quella di Tencit. Quest'anno la Madonna d'August, la Madonna Assunta, l'è de Sabet, infatti oggi sabato 15 agosto, giorno di Ferragosto, centro delle vacanze, giornata culmine delle vacanze secondo la tradizione almeno italiana. Appunto è la festa della Madonna Assunta, una festa che per i cristiani cattolici è stata dichiarata dogma da Pio XII nel 1950, ma è sempre stata creduta e amata anche con questo titolo. Proprio oggi, diciamo, alla mamma del Signore gli dedicum una cicciarada piscinina, come al solito, non tanto su un modo di dire o su un proverbio, quanto su un titolo appunto che la Madonna Assunta ha, nel senso che pur con tutti i luoghi dove è venerata, le parrocchie, quelle dedicate alla Madonna Assunta, eccetera, qui vicino a noi in Cirano di Paderno Dugnano, ma tantissime altre località, a Milano c'è un luogo dove la Madonna Assunta era particolarmente venerata da delle persone semplici, diciamo da dei lavoratori molto umili che facevano un lavoro molto faticoso e anche molto sporco, cioè erano gli addetti allo scarico dei barconi di carbone, carbonella e carbon de legna. Questa cosa l'avevo segnalata nel nostro paese appunto del luglio-agosto 2003, dando appunto questo titolo alla rivista. A Milano, in quello slargo che c'è tra la via e il vicolo Laghetto, esiste una cornice in legno che protegge una immagine della Madonna dipinta da un tal Bernardo Catone nel 1630. Il 1630, ricordiamoci, è una delle date che si ricordano per Milano perché fu un anno della peste, preservato dalla peste 1630. Siamo all'epoca della spaventosa peste descritta da Alessandro Manzoni nei Promessi Sposi. Questa Madonna era appunto venerata dai Tencit, cioè dai lavoranti, da quelli che erano addetti allo scarico del carbone e del carbone di legna. Perché in quell'area? Perché noi sappiamo che la via Laghetto si chiama così perché era un po' il punto di approdo dei corsi d'acqua dei navigli che una volta caratterizzavano tutta Milano, poi gran parte sono stati coperti, anche se alcuni ce ne sono ancora, fra i vari lavoranti addetti a tanti mestieri attorno a questo luogo c'erano questi facchini, questi lavoranti. Il dipinto raffigura l'Assunta al centro, San Rocco con un cane ai suoi piedi, è classico il cagnolino con San Rocco, di fronte San Carlo Borromeo e vicino a lui San Sebastiano. Ai piedi di questi illustri personaggi c'è una pianta dell'antico lazzaretto, e questa iconografia è ripetuta anche nella chiesa di Santo Stefano, che è molto vicina. Prima c'era un vetro, una tenda che venivano spostati semplicemente il 15 agosto per la festa dell'Assunta, oggi c'è un vetro. Era chiamata la Madonna di Tencit in quanto posta sulla Ca di Tencit, e questa casa era così chiamata, appunto scrivevamo, perché vi abitavano i facchini addetti allo scarico dei banconi di vari materiali, tra i quali il carbone e la carbonella, per cui erano sempre sporchi. Tench in milanese vuol dire sporco, da tingo, da cui anche l'italiano tingere, quindi colorare, quindi erano colorati nel senso che però erano sporchi, per cui erano appunto persone che non si presentavano bene. Però ecco che la fede popolare riconosceva in Maria una persona che sicuramente da umile, qual era stata come ragazza che aveva accolto l'annuncio dell'angelo, la persona più adatta per essere vicino alle persone umili. Pertanto venivano chiamati i Tencit del Laghetto. Infatti dicevamo il Tenci milanese significa sporco, ma sporco di nero, proprio abbrunati, diciamo così.
Sappiamo per tradizione che questa ristretta zona della città fu risparmiata dalla peste, questo si dice, per cui i Tencit, uniti ai capi del sodalizio, promossero l'immagine votiva con la Vergine e i Santi per la loro protezione. Si diceva che la polvere della carbonella li rendeva immuni dal morbo, ma questo in tempi di virus sono cose che uno può credere o non credere. Certamente questa devozione era nata da un ringraziamento per essere stati preservati dalla peste. A Ferragosto celebravano la loro festa aprendo i battenti dell'armadione che custodiva la Madonna di Tencit, che appunto veniva venerata in quel giorno. Questa festa continuò anche dopo l'interramento del laghetto e si è rinnovata per un lungo periodo di anni, dopodiché, come tante altre tradizioni, purtroppo è stata abbandonata. Quindi, diciamo così, non è un modo di dire classico, è semplicemente un ricordo che abbiamo voluto dare fra le tantissime immagini della Madonna che esistono nei nostri territori, nelle nostre parrocchie, anche nelle edicole sacre che si trovano magari nelle strade, agli angoli delle vie. C'è questa che, così, se vogliamo ricordarla con una frase, la Madonna d'Auguste è anche quella di Tencit. E se penso che i Tencit appunto erano i lavoratori più se umili, i più se unci, perché appunto erano sempre sporchi, è proprio un modo per riconoscere in Maria colei che è più vicina alle persone più umili. Buona Assunta, buon Ferragosto a tutti, buon proseguimento del mese d'agosto e se vedo prossimamente. Ciao ciao!